La Filti CGIL di Agrigento e la Faisa Cisal, attraverso una nota stampa, esprimono le loro preoccupazioni sul futuro del trasporto pubblico ad Agrigento. È scaduto ieri infatti il termine dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del comune di Agrigento al gestore privato. Quello che doveva essere un'opportunità per aumentare le qualità e l'efficienza dei servizi offerti si è trasformato in implicazioni per i cittadini e per l'intero indotto legato al TPL, trasporto pubblico locale. Da anni infatti il Comune non ha ancora indetto una gara pubblica per l'assegnazione del servizio né ha manifestato alcuna intenzione di farlo. In questo modo si sta permettendo una situazione di monopolio a favore del gestore privato che potrà continuare a svolgere il servizio per altri anni senza alcuna concorrenza e senza essere sottoposto a nessun controllo. Si tratta, affermano i sindacati, di una nota ed evidente conflitto di interessi, in quanto il gestore privato ha tutto l'interesse a mantenere il servizio in mano propria, sfruttando i notevoli guadagni che ne derivano. Basti pensare che in 10 anni il costo per la collettività è stato di circa 25 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i ricavi provenienti dai biglietti, dagli abbonamenti e dalle sovvenzioni anche per l'acquisto dei mezzi nuovi. Un vero e proprio business a danno dei cittadini che si ritrovano con un servizio monopolizzato. La situazione in città si è aggravata anche dalla mancanza di una chiara volontà politica da parte del Comune di Agrigento di voler risolvere il problema. Possibili equilibri politici sembrano impedire infatti l'avvio di una gara nel breve termine, mettendo a rischio gli interessi dei cittadini e delle attività economiche legate al trasporto pubblico locale. La Filti CGIL e la Faisa Cisal di Agrigento esprimono in tal senso la loro preoccupazione per questa situazione e chiedono con forza al Comune di Agrigento di intervenire immediatamente, ma anche e soprattutto alle istituzioni competenti in materia di controllo. Non possiamo più tollerare che il trasporto pubblico locale venga considerato un business a scapito delle esigenze dei cittadini dell'intera Agrigento, con annesso e connesso il sistema produttivo legato al trasporto pubblico locale.